Buongiorno dalla redazione di Focus TG. Andiamo subito a Padova perché una insegnante che aveva filmato una rissa nel cortile della scuola, una rissa tra ragazzini, è stata aggredita. Andiamo in diretta da Valentina Visentin. Sì, buongiorno direttore, noi ci troviamo nel piazzale antistante la scuola, ovviamente per motivi di privacy non possiamo inquadrarla, anche perché in questo momento stanno fatalità uscendo delle classi di alunni, ma siamo nel quartiere Arcella di Padova. Qui l'altro giorno un insegnante aveva notato un gruppo di giovanissimi litigare con un altro gruppo di ragazzini, sembra esterni alla scuola. Si è avvicinata scattando una foto e invitandoli ad andarsene. Per tutta risposta la docente è stata aggredita, hanno strappato di mano il cellulare, lo hanno fatto cadere. L'insegnante ha quindi dato l'allarme alle volanti della polizia che sono arrivate qui nel quartiere Arcella e grazie alle descrizioni fornite hanno individuato uno dei ragazzi che hanno partecipato a questa lite violenta. Si tratta di un gruppo di nordafricani, l'unica persona che è stata individuata è un 18enne tunisino che fatalità era già stato denunciato a febbraio per un'altra aggressione di gruppo, era armato di coltello e insieme ad altri connazionali aveva aggredito un cittadino albanese. Il 18enne è risultato irregolare nel territorio e quindi il questore di Padova, Marco Dorisio, ne ha disposto l'espulsione e l'accompagnamento al centro per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo. Qui con me c'è Rossella Salvan, che è un membro del consiglio d'istituto, genitore perché è uno dei figli in questa scuola e nonché anche vice, poi faremo un'altra considerazione, anche vicepresidente della consulta di quartiere. Ma da genitore, da membro del consiglio d'istituto, come commentate questa violenza che si è consumata all'interno del cortile della scuola? Ma chiaramente la cosa ci preoccupa tantissimo, siamo tutti quanti allarmati. La cosa grave è che il cancello fosse aperto e quindi ci fosse la possibilità di entrare liberamente. Un plauso va all'insegnante che si è chiaramente prontamente schierata per fermare queste persone, però non deve succedere, è una cosa che non deve accadere. Io sono sicura che il dirigente prenderà provvedimenti perché si è dimostrato essere una persona molto disponibile, quindi auspico che venga chiuso questo cancello e possibilmente venga dotato anche di telecamere. Certo è che nel quartiere stanno girando sempre più persone preoccupanti. Ecco, da vicepresidente della consulta del quartiere Arcella vi state anche muovendo, insomma, con i controlli di vicinato per capire chi siano queste bande di ragazzini violenti? Non tanto per capire quanto per segnalare. Il controllo di vicinato è uno strumento che serve proprio per segnalare alle forze dell'ordine persone o atteggiamenti che possono far pensare a varie sono un po' pericolosi, sì, esatto. A volte vi fanno paura se uscite da soli. Assolutamente sì, è successo giusto a me l'altro giorno, sono stata diciamo quasi seguita da dei ragazzi nordafricani e sinceramente alle 8 di sera, quindi alle 20, non in orario tardo, essere seguita da 3 individui mi ha preoccupato, tanto più che appunto ho 2 ragazzi in età adolescenziale, quindi insomma chiaramente la cosa mi preoccupa notevolmente e l'ho segnalato anche nel controllo di vicinato, quindi le forze dell'ordine sanno e sicuramente li conosceranno anche perché sono sempre gli stessi che girano. Grazie mille Rossella Salvan, da Padova è tutto, la linea ora può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentini e a Federico Cibotto. Purtroppo una violenza molto diffusa, ci collegheremo anche con Mestre più avanti. Vediamo un episodio, una brutale aggressione a Treviso, un uomo Halil Meral di 40 anni di origine turca, titolare di un negozio di kebab che è stato picchiato e minacciato di morte. Ogni giorno la passano qui, mi fa così, come ti taglio la testa. Anche ogni giorno succede questa cosa. Uno dei malviventi è immortalato mentre mima il segno di un coltello al collo.
3 le aggressioni in pochi giorni. Lui è Hilal Meral, titolare dell'Istanbul City di via Roma, picchiato, minacciato da alcuni magrebini. Una situazione insostenibile. Sulla fronte, ben visibile, ancora il taglio di un colpo con un coccio di una bottiglia che gli hanno inferto, e ogni volta lui presenta una denuncia. In queste ore è l'ennesima alle forze dell'ordine, ma nulla è cambiato, ci racconta. Io ho paura, la mia moglie ha la paura, non esce da solo. Io sempre devo accompagnare la mia moglie, e devo lasciare il lavoro, devo accompagnare la mia moglie che ha la paura per portare il bimbo al parco. Cosa devo fare ora? Già terza volta che lei ha fatto la denuncia, il suo fratello 2 volte che ha fatto la denuncia. Oggi vado, di nuovo faccio la denuncia con questi. E uno che mi mostra il coltello, cosa devo fare con questi? Passano davanti alla vetrina e gli mostrano un coltello, ci racconta. Se la sono presa addirittura con il figlio, un bimbo di appena 19 mesi. Ero qui con la mia moglie, con il mio bambino, era qui il mio bambino che 19 mesi, che correva qui avanti e indietro. Erano tutti e due, Yassin anche con suo fratello, e che passavano qui. Yassin attraversava la strada, il suo fratello è arrivato qui, avanti a tutti, gli ha dato la botta anche. C'era un cliente, un nigeriano, se non sbaglio si chiama la Musa, che ha visto tutto. A cui ha dato la botta il mio fratello, il mio bambino piccolo, non gli ha detto niente. Andate 5-6 metri, è ritornata, cominciava a parlare arabo, è venuto sputato il mio addosso, ha tirato un pugno a me. Ogni giorno la situazione si ripete, che il clima sia ormai incandescente lo testimonia l'ultimo episodio, quello dell'altra sera con Meral, che esasperato ha dovuto rincorrere i 2 molestatori con una spranga. Poi sono intervenuti carabinieri e polizia. Cosa posso chiedere? Io non ho la sicurezza, mi minacciano con la mia vita, mi minacciano con il mio bimbo. Io non ho la sicurezza di questa qui, io sono qui per il lavoro, non sono per spacciare, non sono per dare il danno, non per qui rompere a tutti, io sono qui per il lavoro, non ho la sicurezza, io chiedo questa la cosa. Io domani ho l'avvocato, anche domani vado anche al mio avvocato per parlare, per mandare un mail al ministero. Dobbiamo fare qualcosa, così non posso andare avanti. Ha perfettamente ragione questo commerciante. Vediamo un'altra notizia che prendiamo dal Mattino di Padova. Presa a pugni per una manovra, commerciante finisce all'ospedale. Trascorso Australia, il cavalcavia Chiesa Nuova, aggredita dal conducente di una BMW che poi è fuggito. Sono terrorizzata da tanta aggressività. Si svolgeranno sabato i funerali di padre e figlio morti nella voragine di Valdagno. Andiamo in diretta da Luisa Bertini. A te, Luisa. Qui sul Ponte dei Nori, il ponte della tragedia, la procura ha dato il nulla osta per la celebrazione dei funerali di Leone e Francesco Nardon, che si svolgeranno questo sabato alle 10 al Duomo di San Clemente. Il corteo funebre partirà dall'ospedale di Valdagno alle 9:30, poi davanti alla chiesa ci sarà un breve momento di preghiera e poi i funerali. Un lutto partecipato da tutta la comunità, che per domani sera ha organizzato anche una veglia di preghiera, un nulla osta che arriva dopo che si sono svolte ieri le autopsie sui corpi delle 2 vittime. Intanto le indagini continuano, la procura indaga per omicidio colposo plurimo. Sotto sequestro il Ponte dei Nori, che lo ricordo giovedì scorso ha letteralmente ingoiato nel cedimento padre e figlio, quindi Leone di 64 anni e il figlio Francesco di 21, che erano a bordo dell'auto in cui viaggiavano, che è stata poi rinvenuta semisommersa lungo il corso del Lagno tra Cornedo e Valdagno. Sotto sequestro anche l'auto, dove saranno svolte ulteriori verifiche. Intanto, come dicevo, tutta la città sarà a lutto, il sindaco lo ha già anticipato, noi l'abbiamo sentito e adesso ascoltiamo le sue parole insieme. Sono state fissate le esequie dei nostri 2 concittadini Leone e Francesco Nardon per sabato. L'amministrazione comunale conferma la sua vicinanza alla famiglia e, come annunciato, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di sabato. Durante il periodo delle esequie, cioè tra le 9 e le 13 di sabato, invitiamo tutti i cittadini e le associazioni a esprimere cordoglio ai familiari nelle forme che ritengono più opportune.
Ciao Nicoletta. Ecco, avete sentito la testimonianza del sindaco che invita a partecipare a questo lutto collettivo, e Valdagno ovviamente ha pagato il prezzo più alto da questa tragedia, ma ricordo che il maltempo di giovedì scorso ha devastato un po' tutta la zona dell'Ovest Vicentino e della Valle del Lagno, e quindi in tanti dei comuni limitrofi, io ricordo Recoaro con oltre 40 frane, ma anche a Cornedo si stanno svolgendo i lavori di ripristino. Noi siamo appunto andati a Cornedo Vicentino, dove è crollata parte di una pista ciclabile e dove si sono attivati per i lavori di ripristino. Sentiamo insieme il sindaco e poi la linea può tornare allo studio. Ci troviamo in un tratto di pista ciclabile Agno-Guà, una pista ciclabile che sormonta l'argine del Lagno. Ci troviamo in località Tommasoni di Spagnago, dove la furia dell'acqua ha divelto completamente l'argine, trascinando con sé la pista ciclabile. Qui alle mie spalle è già presente la ditta incaricata dal Genio Civile, competente per questo tratto di bacino, di alveo, e sono intervenuti immediatamente, stanno ripristinando in questo momento l'argine, anche in previsione di eventuali nuove perturbazioni. E il mio territorio è un territorio che è martoriato da quasi una quindicina di frane tra pubbliche e private, cantine sott'acqua, mobili distrutti, garage altrettanto. Stiamo facendo la stima dei danni, che sommariamente possiamo quantificare in questo momento in circa 3 milioni di euro. Sul territorio è presente il Genio Civile, come alle mie spalle, è presente anche Alta Pianura Veneta per liberare le reti idriche secondarie, valli e ruscelli che confluiscono nel Lagno, e questa è una situazione ovviamente emergenziale. Si interverrà in questo momento in somma urgenza, in attesa, speriamo, che il Consiglio dei Ministri si esprima nello stato di calamità. Dopo il disastro, a fare una verifica puntuale strutturale e di tenuta dei ponti, che per il momento non sembrano aver subito danni, quelli almeno in territorio di Cornedo, quindi rimangono aperti la viabilità e bisognerà aggiornarci appena avremo le relazioni e le perizie in mano. Oggi in regia Francesca Pezzo e Italo Morao. Andiamo avanti col maltempo, con decine di interventi, principalmente sugli argini, per ripristinare le sponde e le briglie dopo il maltempo di venerdì scorso. Lavori fondamentali in vista delle piogge previste per i prossimi giorni. Operai e tecnici del Genio Civile impegnati in tutto il weekend pasquale. Questo è il Veneto, questi sono i veneti, ha detto il presidente Luca Zaia, tracciando un bilancio dei danni conseguenti all'ondata di maltempo della scorsa settimana, che ha colpito in particolare la Valle del Lagno, l'Ovest Vicentino, la zona del Garda e parte della Pedemontana trevigiana. Per i lavori di somma urgenza sono stati impiegati in primissima istanza oltre 1.800.000 euro. E una nuova fase di maltempo interesserà il Veneto proprio nei prossimi giorni. Il meteo regionale comunica infatti che fino a venerdì il tempo risulterà a tratti instabile per il passaggio di un paio di impulsi moderatamente perturbati. Sono previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale, specialmente sulle zone centro-occidentali di Prealpi e pianura, dove potranno risultare localmente intense con forti rovesci. Sulla base delle previsioni meteo, il centro funzionale decentrato della protezione civile regionale informa: fino alle 16 di domani è stata dichiarata la fase operativa di preallarme arancione per criticità idraulica nel bacino del Po, Canalbianco e Basso Adige, riferita all'asta del fiume Po, dove è in corso un evento di piena. La criticità idraulica sarà invece gialla, fase di attenzione per il bacino Alto Brenta-Bacchiglione Alpone e per il bacino Basso Brenta-Bacchiglione, riferita in quest'ultimo caso al fiume Muson dei Sassi. Adesso ci colleghiamo telefonicamente con la nostra corrispondente, la nostra responsabile della redazione di Belluno, Tiziana Bolognani, perché c'è una svolta raccapricciante dell'omicidio-suicidio di Lamon. Si è saputo che il movente che ha armato la mano dell'uomo che ha ucciso il figlio 17enne è quello di aver voluto punire l'ex moglie che lo aveva denunciato. Tiziana, allora
Dici a questi ed altri particolari. Sì, buongiorno direttore, Buongiorno. In effetti è proprio come hai anticipato, sono davvero raccapriccianti i particolari che emergono dalle indagini sull'omicidio-suicidio di martedì a Lamon. Vladislav Gajo ha ucciso il figlio di 17 anni per una sorta di vendetta, per punire l'ex moglie che poche ore prima si era rivolta ai carabinieri per denunciarlo. Un'onta intollerabile per il 49enne che ha impugnato un coltello, si è scaraventato con ferocia sul ragazzo, finendolo a morte con 2 colpi partiti da una pistola da macellazione. Poi l'uomo ha rivolto la stessa arma contro se stesso e si è ucciso. In casa in quel momento padre e figlio erano da soli, non c'era la figlia più piccola, a cui però il destino ha riservato di fare la macabra scoperta di 2 cadaveri al primo piano, erano riversi in una camera da letto. La notizia della denuncia presentata dall'ex moglie è stata un accelerante in un clima di crescente tensione familiare. Impossibile prevedere come si sarebbe evoluta la giornata, ci ha detto la procuratrice reggente di Belluno, Roberta Gallego, che sta affiancando il PM Claudio Fabris in questa difficile, complicata indagine. La coppia era separata da quasi 3 anni ma dividevano lo stesso tetto, ve l'abbiamo raccontato, la donna è occupata stabilmente, saltuario invece il lavoro del marito, dell'ex marito, che fino a un mese fa era operaio alla Metalba nella sede di Bassano del Grappa. Il figlio invece, Riccardo, dopo aver concluso le scuole dell'obbligo, si era iscritto a un istituto superiore a Fiera di Primiero, che però aveva abbandonato anzitempo. Fortissimo il legame del ragazzo con la madre e la sorella quasi adolescente. La donna e la figlia sono da martedì trattenute in ospedale, dove stanno ricevendo sostegno psicologico. Ieri vi anticipavamo dell'autopsia, non è ancora nota la data degli esami. I primi accertamenti però medico-legali sono stati eseguiti sul posto dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli. Alla Mon, in segno di lutto, sono state rinviate tutte le occasioni di svago in calendario nel prossimo lungo weekend. Se è previsto, vi lancerei il servizio con l'intervista, le parole del sindaco Loris Maccagnan, che davvero trova a fatica, ci racconta il suo stato d'animo, e poi la linea può tornare allo studio. Direi forse allora, Francesca, forse il sindaco è nel servizio di cui avevamo parlato prima, allora vediamolo e poi vedremo anche le reazioni della comunità sotto shock a Lamon. Vediamo. Dietro al terribile fatto di cronaca che ha sconvolto l'intera comunità lamonese, le tensioni accumulate da tempo all'interno della famiglia. Martedì pomeriggio Vladislav Gajo, saputo che l'ex moglie si era recata dai carabinieri per denunciarlo per violenza, avrebbe scaricato la sua rabbia dapprima contro il figlio di 17 anni, pugnalandolo a morte, poi avrebbe rivolto contro se stesso una pistola da macellazione, uccidendosi. Una duplice tragedia che assume contorni ancor più inquietanti col passare delle ore, che ha sconvolto la frazione di Oltra, poche case, nemmeno una quarantina di residenti. Non avrei pensato che avesse fatto così. La settimana scorsa ha comprato una moto lì che non c'è neanche la patente, tutto quanto, un 1100 qua via. E non so, lui era uno che voleva essere bello fuori e si vede che era cattivo dentro. Poche auto di passaggio sulla strada che conduce a Lamon. Davanti alla casa dove si è consumato l'orrore, una pattuglia dei carabinieri vigila l'area posta sotto sequestro. Qualcuno ha deposto davanti al cancello 2 rose di colore rosa, avvolte da un cellophane intriso di gocce di pioggia che paiono lacrime. Il silenzio spettrale. Non si sentivano mai, io se vedevo lei quando partivo ad andare a lavorare, o qualche volta qua giù al bar Ponte Oltra. Sulle salme di Riccardo, di appena 17 anni, e del padre Vladislav, la procura di Belluno ha disposto accertamenti medico-legali.
Dall'esito delle autopsie si potrà stabilire con esattezza la dinamica che ha generato l'omicidio-suicidio. Il ragazzo aveva frequentato le scuole dell'obbligo a Lamon, poi, come sovente accade per i giovani di quella comunità, la decisione di proseguire gli studi nella vicina provincia di Trento, a Fiera di Primiero. Ma il percorso scolastico si era interrotto. Riccardo aveva iniziato a lavorare e da poco tempo anche il padre aveva trovato un'occupazione. Ultimamente lavorava anche lui. Altrimenti prima? Prima una volta lavorava e dopo non lavorava e dopo era lei più che sia che si faceva il fondello e tutto quanto. Povero ragazzo a 17 anni ucciso perché il padre voleva vendicarsi della moglie. Sono cose, storie sconvolgenti, a dir poco sconvolgenti, e sconvolta ovviamente è tutta la comunità. Sentiamo anche il sindaco di Lamon, Loris Maccagnan. È un momento difficile. Un momento difficilissimo e che mai ci saremmo aspettati di dover vivere. Ovviamente il primo momento è di sconcerto anche per il sindaco e poi subentra la preoccupazione di essere in grado di tutelare la propria comunità. È comprensibilmente scosso il primo cittadino di Lamon. Martedì pomeriggio l'eco di spari si è propagato fin sull'altopiano, squarciando la serenità del paese, incredulo e attonito. I rilievi dei carabinieri nella casetta a 2 piani, proprio all'ingresso della frazione di Oltra, si sono protratti lungamente martedì fino a notte fonda. Il via vai di persone con paesani incessante. Penso che non abbia dormito nessuno questa notte, semplicemente perché non è qualcosa di spiegabile, non è di notizie brutte capita di sentirne anche della nostra comunità, ma una cosa del genere una persona non è in grado di spiegarsela, se poi deve anche pensare di spiegarla ai bambini non so come si possa fare, insomma. Perché il pensiero del sindaco è per chi resta, una madre e una figlia dodicenne, private in modo brutale di Riccardo, il loro affetto più caro. È attorno a loro che la comunità si sta stringendo, sospinta dall'iniziativa del primo cittadino e del parroco del paese. Il pensiero adesso è quello di tutelare la privacy di chi è rimasto, cercare di fare in modo che possano vivere il loro dolore e provare a trovare il modo di accompagnare anche i bambini di questa comunità. Grazie a Tiziana Bolognani e a Stefano Bozzi per questo reportage. Vediamo adesso la Procura della Repubblica di Verona che sta indagando su una presunta aggressione subita da una ragazzina 19enne che ha denunciato di essersi risvegliata in un campo in stato confusionale con ferite e i vestiti strappati dopo una serata trascorsa in un locale nella zona industriale di Arbizzano, frazione di Negrara, alle porte di Verona. Vediamo il titolo dell'Arena. Il fatto risale alla notte tra Pasqua e Pasquetta. La mamma della ragazza aveva lanciato sui social un appello cercando testimoni. La donna ha raccontato che la figlia era uscita verso le 3:30 dal locale e che dopo un'ora circa si era risvegliata sul campo di fronte, piena di graffi e ferite con i vestiti strappati. L'ipotesi più verosimile che dovrà trovare riscontro negli accertamenti è che la ragazza possa essere stata drogata a sua insaputa con un drink che stava bevendo per mezzo di sostanze che le avrebbero fatto perdere conoscenza e non sarebbe la prima volta. Adesso andiamo invece in diretta da Cristian Arboit a Mogliano Veneto perché il sindaco ha sospeso il corteo del 25 aprile che domani avrebbe dovuto snodarsi nella città. Ci sono le proteste di minoranza Iampi. A te Cristian. Sì, direttore, buongiorno. È la prima polemica che riguarda questo 25 aprile. In realtà
il 25 aprile è sempre segnato da polemiche, ma quest'anno appunto la polemica ha un sapore particolare, perché ci sono quelle parole del ministro Musumeci che ancora riecheggiano. Musumeci che ha invitato alla sobrietà nelle celebrazioni del 25 aprile, invito che poi è stato riformulato e fatto proprio anche dal governo. Sobrietà nelle celebrazioni del 25 aprile per rispetto nei confronti della morte di Papa Francesco e dei 5 giorni di lutto nazionali proclamati proprio dal governo. Cosa significhi sobrietà? Insomma, in tanti se lo stanno chiedendo. Fatto sta che a Mogliano il sindaco, nel dare di fatto applicazione a questo appello dell'esecutivo, ha annullato il corteo previsto per domani, il corteo che tradizionalmente viene fatto per omaggiare i caduti della Resistenza. Ci troviamo sotto la lapide commemorativa e qui con noi c'è la presidente dell'ANPI di Mogliano Veneto, Giuliana Marton. Giuliana Marton, che ha anche una storia, lo ricordiamo, è figlia di Bruno Marton, uno dei volti storici della Resistenza trevigiana, già presidente, se non sbaglio, del Comitato Nazionale di Liberazione per la Bassa Provincia, fondatore, poi sindaco di Mogliano, sindaco di Treviso per 10 anni e presidente della provincia di Treviso. Insomma, un pezzo di storia, un curriculum molto lungo. E oggi però, presidente Marton, siamo qui a commentare questa decisione del sindaco che è stata messa nero su bianco. Il sindaco che dice: domani ci saranno le celebrazioni del 25 aprile, ma saranno appunto votate alla sobrietà. Nessun canto, nessuna musica, nessun corteo. Come la mettiamo, Presidente? Allora, ci siamo chiesti come comitato, ma anche come altre associazioni, il senso, il motivo di questa riduzione, perché se l'invito è alla sobrietà, dobbiamo ricordare che le cerimonie ufficiali per la liberazione sono improntate proprio al rispetto profondo che noi abbiamo per le persone che sono morte e che hanno combattuto per questa liberazione. Quindi io penso che sia fuori luogo e che sia stata interpretata in modo troppo restrittivo questa indicazione, che poi è un suggerimento. Il corteo è un momento fondamentale perché rendiamo omaggio in silenzio e veramente anche c'è sempre un sentimento forte di commozione alle vittime, alle medaglie d'oro, alle donne che hanno combattuto qui. Quindi non riesco a capire che cosa non sia sobrio in tutto questo. E a proposito di donne, c'è un caso nel caso, perché qualcuno del comune ha rimosso delle fotografie che voi avevate apposto, fotografie che ritraevano delle donne partigiane, è così? Sì, noi abbiamo da anni questa abitudine di esporre dei banner sulla facciata del municipio il giorno del 25 aprile a ricordo di alcune persone. Quest'anno erano 4 donne partigiane e c'è un'immagine, ma c'è anche la memoria di quello che loro hanno fatto. Noris Guizzo, Marcella Dallan, Bruna Fregonese e Maria Braut, che poi è il nome a cui abbiamo intitolato la nostra sezione. Sono donne esemplari che quindi possono solo mandare messaggi importanti di fiducia nella possibilità di essere persone dignitose e libere. E queste 4 foto sono state rimosse? Questi banner sono stati rimossi. E senta, Presidente, già sta divampando la polemica politica. Il Partito Democratico di Mogliano Veneto, in particolare con Giacomo Nilandi, va all'attacco, parla di un fatto gravissimo e ricorda, sottolinea come recentemente lo stesso sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato, sia passato a Fratelli d'Italia. C'è una strumentalizzazione politica secondo lei in corso, Marton? Allora, io vorrei non parlare di strumentalizzazione, ma vorrei che si ponessero con chiarezza le differenti idee, le differenti scelte. Voglio dire, se
un'opposizione ritiene utile, importante e doveroso ricordare l'80° anniversario della liberazione, lo dice, lo afferma e contesta una decisione che non rispetta questo. In questo senso non vedo neanche una strumentalizzazione, spero che non ci sia, noi non la vogliamo fare, vogliamo solo chiarire la nostra posizione con rigore, serietà, ma senza polemiche. Ultima battuta davvero, Presidente Marton, c'è un'incompatibilità tra questa celebrazione, quella che di solito è la vostra celebrazione, e il lutto per Papa Francesco? Lo chiedo a lei ricordando che suo padre, tra l'altro, è stato rappresentante della Resistenza di ispirazione cattolica. Sì, lui faceva parte della Democrazia Cristiana, è sempre stato della Democrazia Cristiana. No, io non lo credo, soprattutto se noi abbiamo ascoltato l'ultimo messaggio di Papa Francesco, in cui sempre con la passione che lo animava parlava della necessità di lottare per la pace, per la libertà, per il rispetto dei popoli, per le autonomie, contro le dittature, contro le guerre. Quindi che cosa più giusto che celebrare la liberazione, che è la conclusione di una guerra terribile. Direi che anzi il rispetto per il suo messaggio sta proprio nel celebrare con rigore e serietà e anche con approfondimenti di studio quello che è successo. Grazie Presidente. Giuliana Marton, Presidente dell'ANPI di Mogliano Veneto. Chiaramente la polemica si è accesa, andrà avanti per ore e ore, per tutta la giornata, e questa sera vi daremo tutti gli aggiornamenti nel corso dei nostri telegiornali. Direttore, con Nicoletta Rizzetto è tutto, ti restituisco la linea da Mogliano Veneto. Grazie molto a Christian Arboit e Nicoletta Rizzetto, e adesso andiamo nel paese natale del più papabile tra i cardinali che prenderanno parte al prossimo conclave per l'elezione del successore di Francesco. Il cardinale è il segretario di Stato Pietro Parolin. Andiamo in diretta nel suo paese da Monica Smiderle con Renzo Rigon per la parte tecnica. A te Monica. Disponibilissima. Sì, buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dici bene, siamo a Schiavon, il paese dove è nato il cardinale Pietro Parolin, 2600 anime in provincia di Vicenza. Qui è nato e cresciuto nella chiesa che vedete alle nostre spalle, è cresciuto anche spiritualmente, è stato battezzato fino alla scelta di diventare sacerdote, diventare prete. Qui lo chiamano ancora Don Piero. Con noi ci sono il sindaco di Schiavon Simone Dellai e il parroco di Schiavon Don Luciano Attorni, che con lui è stato anche in seminario. Allora sindaco, che aria tira a Schiavon in questi giorni, visto che il cardinale Pietro Parolin è il più papabile tra i cardinali che entreranno in conclave? Allora, innanzitutto l'aria di tristezza ovviamente per la mancanza del Santo Padre. Poi c'è l'aria di tifo, se vogliamo così dire, perché già da molti mesi si vocifera che il preferito tra i cardinali è il nostro concittadino Don Piero, come si fa chiamare lui. Sicuramente tutti auspichiamo che acquisisca o vada ad assumere questo ruolo importante, il più importante ovviamente nel mondo della Chiesa. È un augurio che tutti facciamo, certamente lui lo assumerà. Io lo conosco fin dal 2009, da quando sono in amministrazione, si è sempre presentato ogni anno per avere contatto con la mamma che è vissuta qui fino all'anno scorso, si è sempre presentato in modo umile, in borghese, non si voleva far notare, perciò persona semplicissima ma con un bagaglio di esperienza enorme. Ha affiancato il Santo Padre nelle missioni di pace nel mondo, ha cercato di far parlare i popoli tra loro, una persona umile, semplice ma molto diplomatica,
e molto riflessiva soprattutto. Un grande diplomatico, allo stesso tempo una persona molto umile. Pensate che arrivava qui in paese con la macchina sua personale senza scorta oppure in treno. Ma com'era il cardinale durante il seminario? Beh, era un ragazzo più pacato di me, per esempio, quindi, e quando c'erano discussioni o teologiche o bibliche, lui diceva sempre: ragazzi, così è la Chiesa, per cui lo chiamavamo la Chiesa, disponibile per i servizi che dovevamo fare insieme, di pulizia, di servizio alla tavola, anche lavare i piatti. Nella preghiera era molto esemplare, pregava molto più sicuramente, forse anche meglio di me, soprattutto il mese di maggio, la preghiera del Rosario, e lì gli abbiamo attribuito un altro appellativo che non posso dire. Comunque molto semplice e capace di ascoltare. Lui Senta, Don Luciano, bisogna più tacere che parlare. Senta, Don Luciano, è vero che già da piccolo simulava la celebrazione della messa dentro in casa? I suoi amici di infanzia mi dicono che celebrava bene la messa, ovviamente imitava il suo parroco, Don Penasa, a cui era molto affezionato, e quando si rammaricava che nessuno facesse il chierichetto, allora si metteva a fare la parte del prete da una parte e poi del chierichetto dall'altra. Si dice che quando si entra in conclave da Papa si esce da Cardinale. Per Pietro Parolin, secondo lei sarà così? Che cosa si augura, che cosa si aspetta? Allora, io penso che entri da Cardinale e se Dio vuole e se lo Spirito Santo e la congrega dei cardinali vogliono, esce Papa, se no resta volentieri Cardinale. Qui naturalmente, direttore, tifano tutti per Don Piero, perché qui si continuerà comunque a chiamarlo così, a chiamarlo Don Piero, è vero? Sì, Don Piero. Da Schiavon è tutto, ringrazio i miei ospiti, il sindaco Simone Dellai, Don Luciano Attorni, e la linea torna allo studio. A te. Grazie molte a Monica Smidele. Adesso andiamo avanti con un uomo che era scomparso, che purtroppo è stato ritrovato morto. Era scomparso dalla sua abitazione lo scorso 2 aprile e si erano perse le tracce. Purtroppo la notizia qualche ora fa, Daniele Mocellin, 34enne di Altivole, è stato ritrovato cadavere della sua scomparsa. Si è occupato anche ieri sera la trasmissione Chi l'ha visto. Secondo quanto riferito, l'auto, una Renault Scenic di colore nero, è stata ritrovata a Castelfranco. Il corpo invece è recuperato dai vigili del fuoco nel fiume Santerno a Imola. A lanciare l'allarme dopo la scomparsa del 34enne, la famiglia, che aveva allertato le forze dell'ordine, si era rivolta alla trasmissione, che oggi ha scritto in un post del ritrovamento dell'uomo. Sarebbe stata disposta anche l'autopsia. Adesso andiamo a Mestre in diretta da Anna Maria Parisi, perché non c'è fine al degrado e alla violenza, troppi episodi di violenza, le proteste dei residenti e dei movimenti che lottano perché la città torni alla normalità. A te, Anna Maria. Eccoci, buongiorno direttore. Sì, a Mestre veramente non c'è fine agli assedi e ai raid di furti e rapine. Pensa un po', direttore, che ci sono state ben 2 rapine, 3 furti e 3 arresti in pochissimi giorni. E proprio qui nel cuore del cosiddetto quadrilatero del terrore, della paura, ci troviamo in via Poerio a Mestre, a 2 passi da piazza Ferretto da una parte, di fronte a noi piazza Barche, e accanto a noi anche il palazzo dell'ex Telecom, dove purtroppo nei giorni scorsi è stato scoperto e denunciato lo stupro ai danni di una ragazza di 30 anni da parte di un gruppo di sbandati. E con me l'avvocato Matteo D'Angelo dell'associazione Riprendiamoci la città,
attivista tra l'altro. E cosa dire, avvocato? Dunque una Mestre sempre più nelle mani di banditi, criminali e sbandati, nonostante i tanti controlli delle forze dell'ordine. Abbiamo visto poco fa una volante degli agenti della polizia della questura di Venezia che stava monitorando il territorio, ma non basta. Non basta perché innanzitutto manca una cosa che è evidente ormai a tutti. Manca l'onestà intellettuale di questa amministrazione di dire abbiamo fallito. Sono stati eletti per ben 2 volte al grido di più sicurezza, invece Mestre e Venezia in generale è peggiorata da 10 anni a questa parte. Questa amministrazione ha fallito, si riunisce il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica provinciale con prefetto, questore e i comandanti delle varie forze dell'ordine assieme al sindaco che è indagato per reati gravissimi da queste stesse forze dell'ordine. Quindi che credibilità può avere un'amministrazione di questo tipo e i cittadini come possono sperare che un'amministrazione di questo tipo che ha peggiorato la situazione possa adesso migliorarla? Tanto più che si vede ormai, lo dicono le cronache, intervengono sempre dopo gli accoltellamenti, sempre dopo gli stupri, sempre dopo le denunce, allora ci sono i presidi, i passaggi, ma sempre dopo che la tragedia è avvenuta. Ecco, e dopo che c'è stata anche la maxi rissa dove ci troviamo noi qui nei giorni scorsi ad opera di un gruppo di ragazzini, non sempre sono baby gang, ma comunque questo è uno dei passaggi anche delle cosiddette baby gang, un gruppo di ben 20 ragazzini tra i 16 e i 19 anni che se le sono dati di santa ragione. Adesso le telecamere posizionate lungo la zona qui tra via Poerio, piazza Barche e piazza Ferretto, oltre che accanto al chiostro dell'M9 stanno vedendo appunto gli uomini delle forze dell'ordine chi sono i ragazzini che hanno preso parte a questa maxi rissa. Le zone rosse pertanto non sono sufficienti, avvocato? Non sono sufficienti perché vanno sempre nella direzione della repressione, quando sono anni che diciamo che la repressione non basta, in alcuni casi è anche deleteria, perché se prendiamo un ragazzino che ha la marijuana e gli facciamo la visorale l'abbiamo marchiato per la vita, invece quel ragazzino che ha un problema di uso o abuso di sostanze, e li vediamo i dati, sono sempre di più i ragazzini, i minorenni che abusano di alcolici, abbiamo visto anche tantissime ragazzine utilizzano alcolici, è evidente che il problema è altrove. Scusi se la interrompo, avvocato, quali le soluzioni dunque dal suo punto di vista? La soluzione è sicuramente potenziare i servizi sociali affinché possano prendere in carico e continuare a tenere in carico situazioni di marginalità o problematiche sociali come questo tipo, con un coordinamento permanente con i vari SERD in maniera tale che questi ragazzi possano essere recuperati. L'uso e l'abuso di sostanze, qualsiasi essi siano, non sono il problema, sono la risposta al problema, e la risposta sbagliata a un problema che può generare gli altri, ma bisogna intervenire a monte con la prevenzione e con la cura. Queste le soluzioni proposte dall'associazione Riprendiamoci la città, di cui appunto è portavoce l'avvocato Matteo D'Angelo. Portavoce, va bene, comunque in questo caso Grazie. Lo è, visto che è qui presente, con una maggior presenza della politica nel territorio e così anche dei servizi sociali. Grazie al nostro ospite, l'avvocato Matteo D'Angelo, con le immagini di Simone Merlo. La linea torna a te, direttore. Grazie Anna Maria Parisi e Simone Merlo, il nostro operatore. Vediamo proprio a Mestre in via Torino, era stato fermato un paio di sere fa un 18enne straniero che ha reagito ai controlli della polizia e è andato in escandescenza. Vediamo. Nella notte tra lunedì e martedì un 18enne di origine bengalese è stato portato in questura dagli agenti che l'avevano fermato per un controllo in via Torino a Mestre, mentre passeggiava con la fidanzata. All'inizio sembrava tranquillo, ma quando i poliziotti gli hanno chiesto i documenti si è innervosito andando in escandescenze e colpendoli o ponendo resistenza finché l'hanno bloccato a terra. Sembra che il 18enne, studente delle scuole serali e lavoratore in 2 ristoranti, fosse stato messo ai servizi in prova per un precedente dovuto al consumo e possibile
possesso di sostanze, che gli era quasi costato la libertà. Poi però, vista la giovane età, gli era stata data la possibilità di ripartire, studiando e lavorando. Probabilmente il fatto di essersi trovato all'improvviso di fronte alla polizia l'ha mandato nel panico. La sua reazione gli è valsa una notte in cella, poi è stato rimesso in libertà. Secondo quanto emerso, sembra che il 18enne avesse con sé uno spray al peperoncino e che abbia detto di tenerlo per sicurezza, sapendo di dover lavorare fino a tarda notte prima di rincasare. E sempre dall'area Marchiori sentiamo la guerra ai borseggiatori a Venezia, che oggi vede scendere in campo anche le guardie giurate. Guardie giurate serali alle biglietterie presso gli imbarcaderi di Piazzale Roma per far fronte ai borseggi in centro storico, soprattutto in queste giornate di festa con l'aumento dei turisti in città. Siamo molto felici di questa iniziativa, di questo controllo serale da parte delle guardie giurate, perché ormai lì davanti alle biglietterie era un continuo borseggi ai danni di persone anziane, di turisti e anche avevamo visto soprattutto che c'erano anche i truffatori di biglietti. Solo il mese scorso le volanti della questura e la polizia locale hanno arrestato 2 persone. Ci auspichiamo che questo non sia un controllo solo per questo periodo, ma un controllo perenne, anche e soprattutto per gli operatori della CTV, che molte volte sono entrati, diciamo, per contrastare questi borseggiatori e purtroppo abbiamo sentito le varie conseguenze, o uso spray peperoncino da parte di questi borseggiatori o aggressione. Intanto, dopo l'intenso weekend pasquale, la città si prepara ad affrontarne un altro. L'organizzazione è stata oggetto del Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza H. Corner. Sarà una celebrazione, non una festa, ha detto il prefetto d'Arcopellos, dato il momento di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. A Venezia il Comune ha approvato il regolamento antipaccottiglia che passerà dalla fase sperimentale a quella definitiva. Sentiamo il nostro servizio. Dopo 3 anni il decreto antipaccottiglia diventerà regolamento, vale a dire norma del Comune di Venezia. La votazione in Consiglio potrebbe essere l'8 maggio, ciò che è certo per l'assessore al commercio Sebastiano Costalonga è che durante la fase sperimentale questo provvedimento primo e unico a livello nazionale ha dato risultati tangibili, invertendo la tendenza di un tessuto commerciale che si stava pericolosamente orientando sempre più alla vendita di chincaglieria. Stiamo parlando di 200 nuove attività commerciali e 200 nuove attività artigianali che si sono aggiunte, diciamo, nelle strade di maggior flusso turistico della nostra città. Hanno preso lo spazio a tutti quei negozietti che aprivano e chiudevano cercando di evadere le tasse, perché era questo un gioco che veniva fatto, e questi una volta chiusi non hanno più potuto aprire paccottiglia e quindi hanno dato la possibilità a chi era costretto a rimanere nelle zone periferiche di ritornare al centro della nostra città. Il regolamento antipaccottiglia, che sarà messo ai voti a Cafarsetti, contiene anche una robusta stretta nel commercio del vetro artistico, solo e soltanto se si è di Promovetro o di maestri artigiani riconosciuti dalla Regione Veneto. E le attività spesso e volentieri vendevano prodotti che non c'entravano niente con la nostra città, arrivavano da altri paesi, dalla Cina, da altre parti del globo, non sicuramente dalla nostra bellissima Murano e dai bravissimi nostri artigiani. La rivoluzione è anche nelle sanzioni, sia nel commercio fisso che su suolo pubblico, i banchetti di souvenir, si colpisce direttamente l'autorizzazione, la cosiddetta licenza. Finisce così il carosello di chi si alternava nella gestione dell'attività, azzerando di fatto le multe. Ora abbiamo introdotto che alla 6ª sanzione consecutiva nell'arco dei 3 anni addirittura l'autorizzazione viene ritirata dal comune, quindi si perde l'autorizzazione, non si può più fare quell'attività. Quindi c'è una responsabilità da parte di chi è proprietario, che deve controllare, deve stare attento a chi sta gestendo l'autorizzazione. Servizio di Filippo Fois, la cronaca giudiziaria e l'omicidio di Vincenza Saracino, che è stata accoltellata a morte. Il Venezuela ha negato l'estradizione del suo killer Luigi Nasato, di 33 anni, che verrà processato nel paese sudamericano.
L'omicidio il 2 luglio 2024. Vincenza Saracino, 50 anni, è stata uccisa barbaramente a coltellate. Il presunto assassino, Luigi Nasato, 33 anni, con la doppia cittadinanza, è scappato in Venezuela, dove verrà processato. La Corte di Cassazione del paese sudamericano ha detto no alla sua estradizione in Italia. È questo l'epilogo di un iter giudiziario iniziato dopo l'identificazione dell'uomo accusato di omicidio volontario, a cui la Procura di Treviso aveva aggiunto l'aggravante dei futili motivi. La decisione di negare l'estradizione nel nostro paese, ha spiegato il procuratore della Repubblica Marco Martani, è stata comunicata alle autorità italiane soltanto in queste ore. Il diniego al trasferimento del principale sospettato è legato al suo status di cittadino venezuelano, che viene considerato prevalente rispetto al possesso del passaporto italiano. Un epilogo che è nell'ordine delle cose, ha spiegato Martani. Nell'area Schengen i problemi sono superati dal mandato di arresto europeo, ma ben pochi paesi fuori dall'Europa acconsentono all'estradizione di un proprio cittadino. Le autorità venezuelane si sono limitate a comunicarci l'intenzione di processare Nasato in Venezuela sulla scorta del fascicolo di indagine che trasmetteremo alla locale procura. Se non fosse sufficiente, siamo pronti a predisporre una rogatoria internazionale per far sentire eventuali testi ritenuti fondamentali per l'esito del provvedimento. Le ultime immagini di Vincenza la riprendono in sella alla sua bici proprio accanto al 33enne. Insieme percorrono la strada, entrano nel casolare abbandonato in via Maleviste a Canizzano, ma poi ad uscire è solo lui, perché Vincenza è a terra, uccisa con diverse coltellate. Il 33enne è scappato il giorno dopo il delitto. Prima aveva fatto tappe in Spagna, poi era volato verso il suo paese d'origine. Movente del delitto sarebbe un risentimento che provava nei confronti della vittima. Nasato è stato scoperto a circa un centinaio di chilometri dalla capitale dagli agenti dell'Interpol. Per lui è scattato l'arresto. La famiglia della vittima è ancora molto provata. Moltissimo. Credo che non abbiano superato ad oggi il trauma e forse non lo supereranno mai. Il fatto che non sia stata concessa l'estradizione era prevedibile, spiega l'avvocato Fadalti. Non è stata una sorpresa. Aspetteremo l'operato della giustizia venezuelana, che per l'appunto dovrebbe celebrare lì il processo. La disciplina processuale è in larga parte simile alla nostra, quella era in vigore fino al 1988, è prevista in linea astratta la costituzione di parte civile, non so quali saranno le determinazioni della famiglia. Servizio di Daniela Sizia, la sicurezza a Treviso, c'è una polemica in corso sulla proposta di Fratelli d'Italia di limitare l'apertura dei negozi etnici. Sentiamo. Introdurre regolamenti per limitare le aperture significa subire e poi perdere, come è accaduto in altre città, i corsi al TAR. Si dice rammaricata con queste parole l'assessora alla città produttiva Rosanna Vettoretti, finita ancora nell'occhio del ciclone. La polemica riguarda la sicurezza in città ed è nata da un'iniziativa proposta da Fratelli d'Italia, partito di cui peraltro Vettoretti è esponente in maggioranza, ed è quello di rivedere i regolamenti che indirizzano il commercio per limitare il proliferare di negozi etnici, accusati dai meloniani di essere attrattivi, di degrado e sbandati. Gli ultimi fatti di cronaca in via Roma, si dice in città, ne sono un esempio. Dura la posizione di Christian Schiavon. Mi dispiace apprendere dalla stampa queste proposte, commenta il capogruppo della Lega, dato che già mesi fa avevo chiesto di controllare l'operato di certe attività commerciali, ma nulla è stato fatto. Si incrinano quindi nuovamente gli equilibri già precari tra gli alleati in giunta. L'invito del leghista si unisce a quello del sindaco Mario Conte, che chiede al circolo dei meloniani di essere più aperti e confrontarsi prima con l'assessore di reparto. Dispiace che un alleato di governo, invece di accogliere il nostro contributo, preferisca banalizzarlo con sarcasmo, tuona Marina Bonotto, presidente del circolo cittadino dei meloniani. Che i rapporti in maggioranza siano tesi si sa da tempo, ma sempre si è trovata una mediazione che al momento pare non esserci. La richiesta di Schiavone è stata chiara: invece di continuare in questo modo sarebbe meglio sedersi attorno a un tavolo e discutere. Quello che viene fatto in questi termini è solo grazie alla polizia locale. Egli fa eco Vettoretti, che nonostante le attuali distanze tra i partiti alleati concorda con il leghista, ribadendo il grande lavoro dei vigili, che svolgono controlli sui generi alimentari venduti, la tracciabilità dei prodotti e lo smaltimento dei rifiuti,
Ma per essere realmente incisivi su questi termini, le questioni devono essere portate sui tavoli istituzionali, soprattutto su scala sovracomunale. Silenzio stampa dai Fratelli, mentre l'opposizione richiama all'ordine. Ma se siamo in questa situazione dovrebbero sapere le motivazioni, visto che hanno l'assessore alle attività produttive, quindi piuttosto di occuparsi di slogan, di proposte demagogiche che non sono attuabili, perché il TAR spesso ha già detto che non sono soluzioni applicabili, dovrebbero pensare come rilanciare la sicurezza, garantire la sicurezza e rilanciare un commercio di qualità in tutta l'area della stazione di Treviso. Allora riprendiamo con la morte del Papa. È in corso a Roma davvero una fiumana, c'è una fiumana di gente che si snoda davanti a San Pietro. Vediamo un titolo del Corriere del Veneto: le fabbriche del nord-est si fermano per il Papa, ci insegnò a essere buoni imprenditori. Paola Carron, presidente di Confindustria Veneto Est, ha detto: un uomo di speranza contro ogni difficoltà, che si è speso fino alla fine per il dialogo. E poi Dussin, lo chef dei tre papi. Ratzinger amava la Sacher, Wojtyła le zuppe. Francesco, di lui porto nel cuore i sorrisi e la millefoglie. E certamente porta nel cuore questo pontefice Don Dante Carraro, che è il direttore del QAM Medici per l'Africa, anche perché con il Papa condivideva la grande passione, l'amore per il continente nero. Vediamo. Non dobbiamo perdere nessuno per strada, proprio stati le prime osservazioni, le prime indicazioni che ha dato quando è diventato Papa, e penso alle periferie esistenziali e geografiche, quasi a indicare proprio quell'ultimo miglio dove noi lavoriamo, l'ospedale da campo, immagini che per noi hanno, come dire, sollevato emozioni potentissime, perché è la nostra vita quotidiana. Un'affinità di intenti trovata fin da subito tra Don Dante e Papa Francesco, che aveva incontrato i medici con l'Africa QAM per la prima volta nel maggio del 2016 in un'udienza speciale in Aula Nervi, una giornata ricordata per quel discorso in cui il Santo Padre paragonò la Chiesa ad un ospedale da campo. L'Africa non va sfruttata, ma va potenziata, va sostenuta, no? E dovesse costarvi anni e anni anche di delusione, ha detto, voi vi chiedo di andare avanti con coraggio e con fiducia, dice, perché il bene si costruisce solo così. Poi ancora nel 2022, durante l'annual meeting del QAM, sempre in Aula Nervi, ma nel cuore di Don Dante rimane un incontro privato, mezz'ora in cui Papa Francesco gli ha posto molte domande sul Sud Sudan, sulla formazione dei giovani africani. Don Dante e il Papa legati anche per la situazione delicata della Repubblica Centrafricana a Bangui, nella capitale, dove aprì la porta santa del Giubileo e dove, vedendo i bambini a terra in un ospedale senza letti, il Papa riuscì a creare un reparto pediatrico per i bambini malnutriti. Il Bambino Gesù, di rimbalzo, di conseguenza, ha chiamato noi a gestire l'ospedale pediatrico di Bangui, l'unico, ripeto, che c'è nel paese. Don Dante racconta la concretezza di Francesco, che ha aiutato il QAM senza svelare il progetto realizzato come promesso al Santo Padre. Abbiamo finito l'incontro e mi dice: ma hai bisogno anche di aiuto? Papa Francesco, certo, ma per far che cosa? E gli ho detto due cose e dice: ok, dai, passa nel mio ufficio e noi tenteremo di esservi vicini. Per dire la concretezza anche di un uomo che aveva in mente i grandi temi politici, ma dopo anche molto la concretezza di chi come noi lavora in quell'ultimo miglio, in queste periferie. Venerdì sarò là e allora con un po' di silenzio ringraziare il Signore, perché è stato davvero un dono grande. Penso per le esistenze di molti di noi, ma anche per la vita del QAM, la vita della nostra diocesi, la vita dell'Africa. Dopo un Papa arrivato dalla fine del mondo, si augura un Papa che arrivi dal continente africano? Magari. L'Africa è giovane, la Chiesa africana è giovane. Grandissimo Don Dante, che è spesso sulle nostre reti a parlare di solidarietà, di quello che la Chiesa sta facendo
in Africa con il QAM, e centinaia di persone al Duomo di Mestre per la veglia di preghiera per Papa Francesco. È stata presieduta dal Patriarca Monsignor Moraglia, e da venerdì resta confermato, quindi per domani, il Giubileo degli adolescenti, che vedrà 1100 giovani del Patriarcato arrivare a Roma proprio nei giorni nel funerale del Santo Padre. Profonda commozione nel Duomo di Mestre a San Lorenzo per la veglia di preghiera per Papa Francesco. La veglia è stata guidata dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che l'ha presieduta. In centinaia hanno così accolto l'invito a partecipare lanciato dallo stesso Patriarca, che ha ricordato l'incontro con il Santo Padre. Molti i giovani, una parte dei quali sarà a Roma da venerdì a domenica per partecipare al previsto Giubileo dei ragazzi, il cui programma è stato confermato pur con alcune modifiche. Dal Patriarcato di Venezia arriveranno i 1100 ragazzi. Mi ricordo che non erano previsti alcuni appuntamenti e io mi sono fatto animo, incoraggiato anche dalla lunga conversazione che avevamo avuto. E le ho detto: Santo Padre, però a Venezia ci sono i giovani, e questa notizia che ci ha sorpreso noi la leggiamo e la viviamo nella fede della risurrezione. In prefettura a Venezia, come in tutta Italia, è stato aperto il registro delle condoglianze per Papa Francesco. I giovani che il Santo Padre aveva incontrato alla Salute lo scorso 28 aprile ora saranno loro ad andare da lui per rendergli omaggio a Roma. Alla veglia di preghiera a Mestre, in prima fila il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, le autorità cittadine con questore, prefetto, comandante generale della polizia locale Agostini, sindaco che poi a margine ha dichiarato: ricordo che porterò nel cuore questo sorriso di questa persona che ha voluto cominciare dal carcere, che ha voluto conoscere la città, che ha parlato della difesa della bellezza, e poi questa idea della speranza che mi ha lasciato proprio particolarmente colpito. Altri momenti di preghiera per il Papa, secondo l'indicazione del Patriarca, saranno in questi giorni in tutte le parrocchie della diocesi. Restano invece confermate tutte le varie iniziative, pur con toni più sobri, previsti per la festa della Liberazione e quella patronale di San Marco. L'invito poi è a tutte le comunità parrocchiali che trovino momenti in cui ricordare, ecco, il bene che quest'uomo ha fatto alla Chiesa. Il servizio di Lorenzo Maier, al quale il Papa, uscendo dal carcere della Giudecca, disse l'anno scorso: chi sono io per giudicare gli altri, e soprattutto quando entro nella carcere mi chiedo perché loro e non io. L'ha detta Lorenzo Maier e l'ha ripetuta tantissime altre volte. Allora adesso torniamo da Cristian Arboita a Mogliano Veneto, dove il sindaco ha fatto sospendere il corteo del 25 aprile. A te, Cristian. Sì, direttore, prima eravamo con Giuliana Martona, presidente dell'ANPI di Mogliano Veneto. Vi abbiamo dato conto della polemica politica sollevata dalle opposizioni, dal Partito Democratico in particolare, oggetto l'annullamento del corteo del 25 aprile. Qui con noi il sindaco Davide Bortolato, nel mirino in queste ore proprio per questa sua decisione. Allora, sindaco, perché ha annullato il corteo del 25 aprile? Beh, in realtà non abbiamo annullato le celebrazioni, ma solo il corteo che sta all'interno di tutte le celebrazioni del 25 aprile, dove si prevede la cerimonia di deposizione di tutta una serie di fiori, insomma, su vari monumenti di Mogliano, e qua in centro faremo tutto come al solito. Abbiamo tolto la musica e i canti, abbiamo tolto questa sfilata che viene fatta di solito. Sarà una cerimonia comunque ridotta quest'anno perché abbiamo la piazza con i lavori in corso e quindi non possiamo essere in troppi. Abbiamo chiesto alle associazioni d'Arma di venire con numeri contingentati, ma io rimango stupito, insomma,
perché probabilmente è Nilandi che sta facendo polemica e strumentalizzazione inutile. È da un mese che a Mogliano ci sono in corso varie manifestazioni, c'è un programma nutrito fatto dall'ANPI e da altre associazioni di eventi che abbiamo patrocinato, che abbiamo anche pubblicizzato tramite i nostri canali. Io sono stato anche alla presentazione ufficiale di questi eventi, tutta una serie di presentazioni di libri, addirittura una mostra che verrà inaugurata il 25 aprile, addirittura un festival che dura dal 25 aprile dal 24 al 2 di maggio, quindi tante cose. E se il 25 la cerimonia sarà un po' ridotta anche per il lutto nazionale e non faremo come facciamo al solito un sacco di cose, insomma, ma ne faremo meno, insomma, questo non vuol togliere nulla al valore del 25 aprile. Lei domani parlerà, dirà qualcosa? Sì, io parlerò, non come al solito con un discorso molto lungo, ma starò contenuto, e abbiamo chiesto anche all'ANPI, insomma, di astenersi al parlare, visto che ha avuto anche già molte altre occasioni, insomma, per parlare. Faremo una cerimonia contenuta nel rispetto del lutto. Quindi lei ha chiesto alla Presidente Giuliana Martonna di non parlare sostanzialmente domani? Sì, lo ricordo, saremo in pochi qui in piazza, perché vedete la piazza è assolutamente ridotta, saremo in pochissimi, quindi non è che ci saranno folle ad ascoltare, anzi ci saranno le associazioni d'Arma e pochi altri. Lei quindi è consapevole che questa decisione può essere foriera di polemica, come lo è? Sì, nel rispetto, insomma, della sobrietà abbiamo preso questa linea, e insomma lo spazio per parlare. Dopo ci recheremo anche all'inaugurazione della mostra qui nel nostro museo al Broletto, quindi insomma le occasioni per festeggiare ci sono state, e ritengo che in questi 5 giorni di lutto nazionale festa non se ne debba fare. Cerimonia assolutamente sì. Ecco, sempre l'opposizione dice forse c'entra qualcosa il recente passaggio di Davide Bortolato a Fratelli d'Italia, c'entra qualcosa? Non c'entra nulla, io sono sindaco da 6 anni e sui valori del 25 aprile, sui valori della Costituzione assolutamente non è cambiato nulla, rimango il sindaco, il mio pensiero rimane lo stesso di prima, assolutamente. Quindi lei continua a dichiararsi antifascista? Ma certo, il 25 aprile, lo ripeto, non è una festa solo dell'ANPI, è una festa di tutti gli italiani, insomma, la festa della liberazione, la fine della guerra e l'inizio di una libertà di pensiero, di una Costituzione che ha fatto l'Italia come la vediamo oggi. Quindi insomma per lei la polemica si chiude qui? Da parte mia assolutamente sì, ripeto, sta strumentalizzando Nilandi e non certo io. Grazie Sindaco Davide Bortolato, grazie davvero. Chiaramente torneremo a parlare di questo, direttore, nel corso dei nostri telegiornali serali, perché chiaramente la polemica, come puoi immaginare, è infuocata, lo è sempre ogni 25 aprile, a maggior ragione in questo 25 aprile. A te la linea con Nicoletta Rizzetto dalla piazza centrale di Mogliano. Grazie molte Cristian Arboit, Nicoletta Rizzetto. Andiamo in pubblicità con Francesca Pezzo e Italo Moravo in regia, torniamo subito, state con noi. È in pieno atto la campagna elettorale per le prossime regionali in Veneto, però i centrodestra e centrosinistra, per quanto riguarda i candidati presidenti e molto altro ancora, sono in alto mare. Ieri la notizia, vediamo il Corriere del Veneto, sulla rinuncia di Achille Variati alla proposta di candidarsi presidente per il centro-sinistra. Aveva detto di no anche Antonella Viola, e quindi il PD in particolare è in difficoltà, stretto tra Civici e 5 Stelle. E l'altra notizia che ha messo a rumore un po' la politica regionale è stata quella che riguarderebbe un accordo della Lega con Fratelli d'Italia perché il candidato presidente sia Alberto Stefani, che su questa notizia non si è ancora pronunciato, e in cambio con questo accordo verrebbe previsto anche a Fratelli d'Italia prevista la candidatura dei sindaci di Padova, di Vicenza e di Verona. Sentiamo su questo cosa aveva detto ai nostri microfoni Roberto Marcato e anche la reazione del coordinatore di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo.
Il nome di Alberto Stefani come candidato del centrodestra alle prossime regionali sembra mettere d'accordo Lega e Fratelli d'Italia. Le voci si rincorrono ormai dal 9 di aprile, dopo che la Consulta ha messo la pietra tombale sul terzo mandato di Luca Zaia. Il condizionale però è d'obbligo, non c'è nulla di certo e prima di avere una prova ci vogliono almeno 3 indizi, come si dice. Non commetto ricostruzioni fantasiose, prive di qualsivoglia fondamento. La risposta tranchant di Luca De Carlo, coordinatore regionale veneto di Fratelli d'Italia, che frena ogni pettegolezzo. Anche dal Carroccio nessuna conferma. Sono rumors e vedremo. Quello che a me spaventa è l'ipotesi che leggiamo oggi sui giornali e che ci sarebbe in cambio della candidatura di Alberto Stefani le candidature dei comuni capoluogo di Venezia, Padova e Verona. Se questo fosse vero sarebbe demenziale, cioè, lo dico in maniera chiara e netta, e sarebbe demenziale perché rinunciare a priori a territori così importanti e anche storicamente per la Lega così importanti, tra l'altro rinunciando senza coinvolgere il territorio. Insomma, io vorrei sperare che, insomma, un briciolo di leghismo ci sia ancora nella Lega, e quindi che immagino che a decidere le candidature di Padova, di Verona, di Vicenza, di qualsiasi altro comune siano i territori, non sia sicuramente una regia romana, perché sarebbe davvero inaccettabile. Se la Lega non vuole cedere ai compromessi regalando i sindaci delle città capoluogo, dal partito di Giorgia Meloni nessuna parola sulla situazione della possibile trattativa. Il futuro della regione non deve intrecciarsi con le dinamiche romane, prosegue poi Roberto Marcato, fedele allo spirito leghista, legato esclusivamente al territorio. Noi non dobbiamo preoccuparci di garantire un nome, noi dobbiamo preoccuparci di garantire un futuro al Veneto e ai veneti. Arriviamo da un'esperienza di Luca Zaia e dei suoi collaboratori, perché non è stato Luca Zaia, appunto. Luca Zaia ha avuto una squadra importante che abbiamo gestito il Veneto con grande passione e con grande competenza. Ecco, bisogna garantire questo. Lo farà Alberto Stefani, lo farà un altro, lo farà un'altra, lo vedremo. L'importante è garantire questo, e per quanto mi riguarda l'importante è che il candidato o la candidata siano della Lega. Io voglio sperare che la candidatura che arriverà in Veneto sia la migliore per i veneti, non per le nomenclature romane, di cui non mi interessa assolutamente nulla. Ecco, qui mancava Luca De Carlo, che si è pronunciato, si è espresso sfavorevolmente rispetto a questa ipotesi. Ha detto sono solo congetture, non c'è niente di vero. Ieri sera a Focus, tra gli altri ospiti, la ex europarlamentare della Lega Rosanna Conte. Sentiamo cosa ha detto a riguardo. Chiedono insistentemente che sia ancora lui il governatore, tanto che abbiamo fatto anche una raccolta firme. Ci sono stati dei sondaggi di Affari Italiani dove risulta che Zaia è il primo governatore, il secondo è Fedriga e il terzo è sempre della Lega, Fontana. Sì, in Lombardia. In Lombardia, quindi dimostra che la Lega sa governare e governa bene. Probabilmente i Fratelli d'Italia, la Meloni, avranno fatto un ragionamento basilare vedendo che la Lega è ben radicata in tutto il territorio del Veneto, perché abbiamo moltissimi sindaci, perché noi siamo a contatto con la gente, abbiamo queste relazioni e quindi siamo a piramide e riusciamo ad arrivare a tutti i livelli per poter governare in sintonia con le esigenze del territorio. Loro avranno valutato, non sono ancora strutturati in questo modo e cercano sicuramente delle persone per andare a un centrodestra unito, cosa che auspichiamo tutti, perché il centrodestra unito ha sempre vinto e siamo sempre andati assieme, quindi auguro sinceramente che ci siano questi accordi e dopo che si parli di Stefani, che da parte mia è la punta di diamante in questo momento, perché è il nostro segretario nazionale, vice di Salvini, è giovane, preparato, intelligente, determinato e anche moderato. E quindi un vero veneto che sa portare avanti le nostre identità, le nostre radici, tanto che l'hanno messo appunto sulla commissione dell'autonomia ed è uno che si sta dando veramente da fare per quello.
Sì, Rosanna Conte ieri sera a Focus. Vediamo la vicenda degli autovelox e in particolare della querela per diffamazione presentata dall'ex comandante dei Vigili nell'ambito dell'inchiesta sui laser contro il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro. Sentiamo. Il giudice dice che dalla disamina non risultano elementi idonei per poter quindi confermare che io abbia detto il falso. Quindi il sottoscritto non ha detto il falso e questo lo dice il Tribunale di Padova, e dice anche che dalle indagini, anche se facessimo delle altre indagini, non si potrebbero rilevare diciamo elementi per poter dire che Schiesaro avesse detto il falso. Quindi la denuncia per diffamazione al sottoscritto è stata archiviata. È il sindaco stesso con un video su Facebook a dare l'annuncio ai suoi concittadini. Archiviata la denuncia per diffamazione nei confronti del primo cittadino di Cadoneghe, Marco Schiesaro, presentata da Gianpietro Moro, ex capo della polizia locale, durante l'inchiesta sugli autovelox della regionale 307, che nell'estate del 2023, in pochissimi giorni, avevano emesso decine di migliaia di multe. Moro nel frattempo è deceduto nell'ottobre del 2024, ma date le sue condizioni critiche di salute non si era mai presentato alle udienze. Nel dicembre del 2023 aveva querelato il sindaco per diffamazione a mezzo stampa per le dichiarazioni di Schiesaro sulla presunta veridicità dei fatti scritti nel memoriale difensivo dell'ex comandante della polizia locale. Moro all'epoca era imputato per falso ideologico e tentata concussione. A giugno il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione per la querela per diffamazione. La famiglia di Moro sottolinea che ora l'archiviazione è avvenuta per la morte dell'ex comandante e quindi non è possibile ricostruire i fatti. Non più sospesa ma licenziata Elena Maraga, la maestra d'asilo con un profilo su OnlyFans, è stata raggiunta da una raccomandata in cui si dice che il licenziamento è per giusta causa. La Maraga ha intenzione di fare ricorso. La novità è il licenziamento ufficiale da parte della scuola. Cioè tu sei stata licenziata oggi? Sì. Cioè, ma ti è arrivata proprio una lettera? Una lettera. Una mail? Esatto. Come funziona? Una raccomandata. Una raccomandata. Sì. Ti è arrivata una raccomandata in cui c'è scritto? Licenziamento per giusta causa. Elena Maraga, la 29enne maestra di un asilo parrocchiale trevigiano, lo ha annunciato al programma La Zanzara di Radio 24. Non è più solamente sospesa dal suo impiego per aver aperto un profilo sul sito OnlyFans, ma è stata formalmente licenziata con motivazioni presto dette. C'è scritto di nuovo questa cosa del profilo OnlyFans, del fatto che comunque è stato incrinato il rapporto di fiducia tra la scuola e il dipendente. Attività su OnlyFans incompatibile secondo la parrocchia con i valori di ispirazione cattolica insegnati all'asilo. Licenziamento che ora la giovane insegnante intende impugnare, definendo il provvedimento ingiusto al 100% e rivelando anche come sarebbe esploso il suo caso. Ho avuto finalmente la conferma e le prove che tutto è nato da questo uomo, questo padre di questo bambino. Cioè il padre di un tuo alunno? Esatto. Cioè il padre di un tuo alunno che si è iscritto al mio canale OnlyFans, ha comprato determinati contenuti, li ha innanzitutto condivisi in un gruppo di calcio, di calcetto. La compagna l'ha scoperto e indignata ha scritto un post su Facebook, ha fatto un casino sui gruppi quelli lì delle mamme. Si è indignata perché non ha avuto, diciamo, l'appoggio che cercava e quindi ha fatto il casino. Una faccenda di gelosia secondo la 29enne, che sottolinea come a fronte di 3-4 mamme indignate ce ne siano state decine che, vista la professionalità dimostrata con i bambini, si erano schierate con lei. E un pieno sostegno arriva anche dal partito Più Europa, che si schiera con la modella ed educatrice parlando di caso da manuale di moralismo ipocrita. Elena Maraga non è stata licenziata per aver fatto male il suo lavoro, sottolinea il presidente Matteo Helisi, ma per aver infranto un tabù sociale. Questo licenziamento è una forma di discriminazione travestita da tutela educativa. E si temono anche esuberi licenziamenti nel settore della moda, che è strategico in Veneto ma che anche sta attraversando una crisi. Allora la Regione ha deciso di correre ai ripari. Vediamo come con l'assessore al lavoro Valeria Mantovani.
Il settore della moda, che è un settore strategico per il Veneto ma per l'intera nazione, è un settore che sta attraversando dei momenti di profondi cambiamenti, dei cambiamenti che ci impongono anche di intraprendere azioni e iniziative diverse da quelle che sono sempre state prese. I dati del mercato del lavoro e chiaramente la richiesta di cassa integrazione denotano appunto che c'è questa flessibilità, ma ciò non deve procurare allarmismo, ma anzi ci deve incoraggiare a far sì che le nostre imprese possano superare questo momento di profondi cambiamenti. Per questo la Regione ha istituito un tavolo con rappresentanti delle 5 principali organizzazioni datoriali per individuare le misure a sostegno del settore. Il tavolo Veneto della Moda, presentato in occasione della giornata dedicata al Made in Italy, è un'iniziativa unica in Italia. Uno dei problemi principali da affrontare è la mancanza di addetti. È un problema che si trascina da qualche anno e chiaramente non è comune anche in altri settori. Leggiamo tutti i giorni che tantissimi settori, soprattutto in Veneto, hanno difficoltà a reperire nuove leve. Il calo demografico è notevole, sembra di no, ma ogni anno ne vediamo gli elenchi delle persone che escono dalle scuole e sono veramente numeri sempre più esigui. Bottoli è sottolineato come il Veneto vanti una filiera della moda molto articolata, leader nella lavorazione di pelle, calzature e accessori, 7.600 unità locali nella distribuzione, un fatturato manifatturiero di circa 18 miliardi di euro, generando oltre 9 miliardi di euro di export e impiegando 100.000 addetti. Bisogna che l'economia mondiale riprenda con una velocità, se non come quella ante-Covid, ma quantomeno decorosa. Situazioni geopolitiche, saturazione del mercato e Cina sono tre fattori che si spera trovino uno sbocco quanto prima per rilanciare il settore. Da parte nostra dobbiamo essere ancora più bravi a eccellere nella qualità, nella proposta e nell'essere migliori di tutti gli altri. La messa in sicurezza idrogeologica sulle sponde del Piave a Fagarè di San Biagio di Callalta, sponde in roccia per impedire l'erosione durante le piene, è un intervento che riporterà il fiume nel corso originario all'altezza dell'ansa di via Argine Piave. Alcuni interventi sono già stati realizzati, uno per un importo di quasi 2 milioni di euro verso Sant'Andrea di Barbarana, poi vediamo alle nostre spalle questa sponda che è stata rinforzata in cui dopo il 2020 il Piave aveva eroso molto questa zona e anche invece questa qui più avanti dove appunto oggi è stato realizzato, quindi è in corso di realizzazione, stanno per finire i lavori per un importo di 300.000 euro, un intervento di somma urgenza di questa appunto lingua che cerca di deviare almeno parzialmente il corso del fiume Piave. Sicurezza idrogeologica del Piave, il punto dei lavori a Fagarè di San Biagio di Callalta, alcuni già fatti o in corso di realizzazione, il più importante in fase di progettazione, un'opera da 2 milioni di euro che prevede di ripristinare il corso naturale del Piave nell'area dove ora è sorto un bosco e dove il fiume ha creato un'ansa. Quest'ansa sta erodendo e sta avvicinandosi alle abitazioni e quindi, come stiamo intervenendo anche da altre parti, rinaturalizziamo il corso del Piave ridandogli la strada che aveva una volta. Ora il fiume si sta pericolosamente avvicinando all'abitato. Questo intervento ridurrà in maniera significativa l'erosione della riva che si è accentuata nelle ultime grandi piene del Piave, nel 2018 con Vaia, nel 2019 con l'Acqua Granda ed ancora con la piena del 2020. Secondo break pubblicitario, a tra poco. Il 5 maggio è in piazza a Conegliano la grande festa per l'8° tricolore della Prosecco Doc Imoco Volley, sperando che le campionesse giallo-blu tornino proprio quel giorno da Istanbul con l'ennesimo trofeo. Vediamo. Sono strafelice di aver raggiunto questo traguardo con questa maglia, sono onorata di indossarla, quindi sono strafelice. 8° scudetto, il 7° di fila, dal 2012 il 28° trofeo in 36 finali disputate e la fame non è finita perché tra 2 settimane c'è Istanbul. Al Palaverde contro Milano non c'è storia neanche questa volta e davanti al pubblico di casa, esploso in una festa memorabile, la Prosecco Doc Imoco si è portata a casa il tricolore e il suo 5° triplete. 3-0 il risultato della partita, 3-0 quello della finale al meglio delle 5 sfide. Abbiamo vinto l'8ª meraviglia, l'8° scudetto, il 7° consecutivo
motivo, un risultato importante, credo grazie a tutto un territorio che ci segue, c'è un'alchimia qui dentro, 6.000 cuori, 300 sponsor, 14 bandiere, uno staff, tutti insieme per arrivare a questi risultati, è bellissimo. Abbiamo fatto un lavoro bellissimo fino ad adesso, non è ancora finita, però adesso ci vediamo questa vittoria. Non ci si stanca mai, non ci si stufa mai, è sempre bellissimo vincere, è sempre un'emozione, ogni volta è unica ed è diversa. È sempre irripetibile, è stupendo davvero. La festa fino a notte fonda poi all'Imoco Center, ma non c'è tempo di fermarsi. Il 3 e 4 maggio in Turchia in palio c'è la Champions League, dove le ragazze di Santarelli ritroveranno proprio in semifinale Milano dell'ex Paola Egonu. La vincente affronterà in finale chi riuscirà a spuntarla tra Scandicci e le padrone di casa, con Conegliano che già si prepara al grande evento. Ci sarà anche il maxi schermo in piazza Cima a Conegliano, per cui in bocca al lupo ragazze, complimenti per tutto quello che avete fatto fino ad oggi e grazie perché avete reso ancora una volta il nome di Conegliano importante in Italia e nel mondo, come ormai siete abituati a fare da anni. Servizio di Lina Paronetto è tutto per oggi, ci vediamo stasera a Focus e quindi alle 21:15. Buon proseguimento di giornata, arrivederci.